Anda a Napoli, Napoli in farmacia. Figlia di una pastiglia, figlia di una pastiglia, senta a me. Poi mi fa sentire come un gran pascià e mi inebra il cuore in de vetrine tutte farmaciste. La vecchia Camomilla ha dato il posto alle palline glicere, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo litrevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah. Figlia di una pastiglia, senta a me. Clare a mamma, ora potresti pure rinvenire, tanto sono sogliuto tutto quanto. Uffa, ma sta scema veramente fa? Ma chi ci fa? Eccomi qua, mi stanno qua. Ah, finalmente! Voi siete arrivati! Avevo fatto prima morire, hanno cristiano e poverino. Signor, ma voi che pure da me? Quella moina che c'è stata stamattina, pensavo che sta buio sala. Guardate ma cara! Un momento, ecco qua. Ma Clare, mamma, non mi fa mettere paura. Ma in una cosa non capisco. Uno per te non ha una femmina bella come questa. Come lo vengono a per la cornifica, con lo scuola fuori la colomba bianca, mamma che uomo, che fanno? Ma che faccio a dire? Non si capisce niente. Avete ragione. Il mondo è pieno di gente strana. Sì, avete ragione. Ma so già dire, pure ho fatto il zozzo. E chi è il suo signore? Sono fatti miei. Piuttosto, dove sta il colonnello Brambilla? Brambilla, ve l'ho detto. Io stamattina non ci ho capito niente, mi sono spiegato. Mamma mia. Zitta. Poi, mi pare che rinviene. Date mammina. Ciuciù. Dove sta Ciuciù? Ciuciù, so, ma che lingua parla? Stai a posto tu, sa? Ma quanta confidenza? Vattene in, vai, che non ci senti più, vai. Come la va? Allora, si è ingrifata la bufola di battipaglia. Quanto sei brutta! Ma dove sto? Ma che è successo? Clare, mamma, tu mi hai fatto mettere paura, che ne sai? Ma che cretina! Ma ti sei ricordata? Un amante! C'è un amante! Clare, ma che non porto, ma a te! Eppure, mi aveva girato un momento fa che mi voleva bene! Sì, ma non ci pensava, lascia perdere! E poi, pure con quella vecchia, che schifo! Che lui deve essere la mamma sua! Qua hai ragione! Fosse stata una bella femmina come me, certo. Sì, ma sentire un momento. Mamma, ma già sfogato. Già ti sfogarò. Vuoi raggiungere una cosa importante? Mi aveva giurato, mi aveva promesso. Uffa, che se quando dai all'amore non capisci niente più. Mo sa sentire, sì o no? Ma che, mamma, ma che vuoi? Sai a chi ho incontrato qua? Il colonnello Brambilla. Che è un milanese? No, è uno che si crede tuo padre. Allora è un chiocchero. Sarà pure un chiocchero, ma è un chiocchero che sono. E poi mi vuole sposare. Devo sposare te, a non mi fa ridere, a favore. Ti faccio ridere? Ridere. Ma quello si crede tuo padre. E mi ha detto, Zozzo, so qual è il mio dovere. E quando un uomo, che poi è pure colonnello, ti dice una cosa è questa, la parola mantiene. Poi comunque sia, mo covina, buttati tra le sue braccia a Luca. Papà! E poi ti metti a chiagna. Sì, ma un altro momento perché mo tengo certi nervi. Guardate. Ma allora tu vuoi perdere questa occasione? Mamma, ma non mi scocciare! Basta! Ti scoccia! È così che una figlia risponde alla madre. E allora sai che ti dico? Che quando una bella guagliona come te, per 24 anni, non si è saputo fare una posizione, non ha il diritto di impedire a sua madre di farsela da sola. Ma tu sei aiuto, ma c'è un aiuto! Oh, mamma mia, ma tu mi senti? Che cretina! Aiuta, un albergo mentre vuole trovare la sorella del dottore Cucurullo! Eccolo sto! Clare, ma non vai! Ma no, è inutile, oggi verso una figlia! Ma la fiducia che fa? Come che mi aspetta signorina, signore! Ci mancava solo isso! È bravo, dottore Cucurullo! Vostra sorella non sa niente, La sorella?
Ma che non scendere in nuvola, come se non sapessimo che vostra sorella se l'intende con il dottor Passalacqua. Mia sorella, ma io non tengo sorelle. Già, a voi proprio conviene dice questo fatto, se no che figura come ci faccia a rissa, Ma io veramente, cara signora. Che bello frate, ma ci danno pure la mano, è brava. Uè, ma dice tutto non passa l'acqua che issa te la sta lavando perché è essere tua mia, hai capito? O sanno tutti quanti che vostra sorella è l'amante del dottor Passalacqua. Mia sorella? Ma quale sorella? Mamma, comunque non sto chiedendo, se ne dicero 4 parole alla sorella di questo mio signore, vabbè? Ma quale sorella? Quella è la moglie. La moglie. Sì, signore. Allora, il dottore è sposato. Sposatissimo, signore, qua ci sta una qui. Ma che fine ha fatto il dottore Passalacqua quando ci sei visto? Che fine ha fatto? È stato arrestato. È stato arrestato? 20 minuti fa. Niente di me? E perché è stato arrestato? È stato arrestato per oltraggio a pudore. Voleva violentare la signorina Bianca Colomba. Questo teneva sotto il vostro amico. Io coraggio, la signorina. La signorina, e che lo teneva sotto, la signorina. E sapete che è? Questo? Quello è un porco come voi. Ma quando mai? No, ma qua si sta guardando sempre più a strada, infatti no, ma io già so fare la fiducia, Ma insomma, ma mio marito che fa? Io non lo sto aspettando. Vostra marito. Voi mi state nascondendo qualche cosa? No, signor, se state no, sbagliando. Sto sbagliando. Senti, scusate, ma dove sta il dottore Passalacqua? Portato in galera 20 minuti fa. Magari, no signore, è andato a visitare un carcerato che sta malato. Ah, io che paura che mi ha fatto mettere lì, ma pensavo che l'avevano arrestato. No, ma che già ne pensate? Il dottore Passalacqua è un uomo di azione, signore, ma voi fate una cosa. Tornate all'albergo, che io non volto là, non vi preoccupate. No, ma io va che ne all'albergo e manca la stazione. Ormai il treno è partito, che ci va a fare? Va bene, un altro treno, ci vuole troppo tempo. Sì. Ma vedo con voi. No, non è possibile, signore. Non è perché? possibile. Secondo voi fanno entrare in carcere una bella signora come voi? E allora l'aspetto qua. No, non è possibile, signore. Ma perché? L'albergo è qui, dove ci sta brutta gente, fate una cosa. Andate nella mia camera, lo aspettate là. La camera vostra. Se signori state tranquilli, là nessuno vi importuna, i muova a chiamare e ve lo portate nella vostra camera. Andate signore, andate con calma, non vi preoccupate, andate. Ma come già trasferire in una camera e uno scatto? La verità, ma non sto bene. Sai che faccio? Io me l'aspetto qua. Ma sì. Mi metto qua io, con un bello giornaletto. Anna tornare. Che bellezza! La mandorò tu! È proprio bellissima! È meglio la moglie. Comandi, champagne, subito! Ora da Permettete, signora amabilissima, vorrei presentarmi. Sono Asdrubal dei Piegri di Ruviano Caserta e sono un uomo moderno. Ma io non vi conosco, signore, scusatemi. Già, avete ragione. Io sono un amico del dottore Passalacqua. Ah, ma forse siete un suo cliente. Aspetti. E perché non me l'avete detto tu? Prego, accomodiamoci. Senti. Un attimo, prima un champagne. Eccomi, Ma non è necessario, io non ho sete. E nemmeno io. Aspettate, allora. aspettate, non vi preoccupate. Appoggio Appoggia. piano piano. Devo fare un esposto alla direzione di questa albergo. Io non lo so. Ma guarda un po'. Senza champagne non si può stare. No, grazie. Quando è giovane. Ma che tipo curioso che è questo, va? Sembra buono che andremo, sete.
Ma sto a posto io, ma sono proprio pronto. Fa piacere per voi. Come si sta bene? E come deve essere bella famore come buio. Ma state ubriaca. Voleva essere la mia amante. Mi sono spicco, sono ricassato. Ma perché mi avete preso? Sentite. E là stato dottore, mettetevi conmigo, non ve ne pentirete. Me l'avevano detto che questo era un albergo equivoco, ma non pensavo fino a questo punto. Allora, che mi rispondi? Adesso basta. Voi per me avete sbagliato il palazzo, lo sa? Ma vi ha così invocato, ma morite ancora più appetitoso. Madonna mia, io sono una donna onesta, sa? Ma perché lo mettete in dubbio? Uè, bella signora, mi fa commedia. Tornate a fare commedia con me. Tu sei l'amandolo, dottore passa l'acqua. La mandano, dottore passa l'acqua. Sì, signore, me l'hai tista. Ma dottore passa l'acqua, vai traito con la mano. Sì, signore, me l'hai tista, perciò non fate andare così conmigo. Arpito, adesso proprio più con piacere. Con piacere? C'è con piacere. Ma come vi permettete? Già mi sembra indatta. Ma lasciatemi. Mi venditore qua! Signore, io non vi conosco. Ma per favore, liberatemi di quello, non mi sta dando tanto fastidio. Scusa, non lo posso Tanto. Vi prego di non importunare più questa signora. Ecco. Non devi importunare l'amante del dottore Passalacqua. La sorella del dottore Cucurù. E state qua ad aspettare il dottore Passalacqua. Certo, non avevamo partito insieme. Oh, io vedo il capinetto. Ma come fate? Salite proprio a farci le corna vecchie. A voi signore, abbiate la bontà di lasciarmi solo con questa signora? No. Vi ordino di lasciarmi solo con la signora. No. Guardate che io sono incolonnato proprio. Ah, milanese, sì. Lo sapevo. Ma insomma, te lo vuoi a casino? No. È stato. E allora mamma, ma cosa? Ma lei va a sapere che per non fare le manici nere sto. Ehi, al truppo di Riegre da Ruiano. Non ne piglio ordine dei milanesi. Fatemi lasciamo le tue mani. Vieni qua. La deve essere guarda. Signore, io sono rimasta perché voglio delle scuse da voi. Signore, per cortesia, mettiamo subito le carte in tavola. Quando volete per rinunziare a noi? Ma chi? Al dottore Passalacqua. Ma che state dicendo? Signore, per cortesia, io sono un uomo di mondo. Ditemi quando volete e non se ne parla. Adesso vi stai pazzo, va là. Non mi volete dire che volete bene? Ma se capisci che voglio bene? Signora mia, ma quello è un uomo sposato. Come sarebbe sposato? Non ve l'ho detto, me la tenuto da scorsa. Beh signore, coraggio, fatevi coraggio. Il dottore Passalacqua tiene moglie, è giurata. E la moglie sta qui in questo albergo. Sta qua? Sì, Mi sì, dà mal bene? sì, signore, perciò mettete dei panni che è la povera disgraziata. Sì che è venuto qua con una femmina e fa passare me per la sua amante. Sarebbe a dire fa passare, lo siete o non lo siete? Ma certo che non lo sono. Gesù, ma allora chi siete? Io sono la moglie legittima. Io sono una cretina che fino a 10 minuti fa si pensava che eri sposato il più galantuomo degli uomini. La moglie. Gesù, ma allora che è sto mio figlio? Sono proprio io che ci ho combinato sto lontano come che facciamo. Che miserabile, che spedente. Povera figlia mia, povera. Signore, ma voi non mi dovete compiacere, se no è peggio. Già mi avete spaccato il cuore. Non sapevo niente, non sapevo. Non me lo potrò mai perdonare. Ma scusate, ma lui che ci ha azzeccato? È lui che mi ha fatto tanto male. Ma come dico, mi ci ha messo 24 anni per trovare mia figlia. E Bogano, a un minuto di avvicinarmi. Ma non sa che si chiama purissimo. Povera figlia mia, povera. Gesù, guardate che lo come sono. Il gioco guarda il cibo pare che mi assomiglia, Colonna, già mi facete coraggio, quasi non mi facete chiamare pure a me. Ma voi che colpa ne tenete voi? Io sono stato io quello che ha combinato tutto questo servizio qua. Già, ma non facete così, se non mi facete chiamare pure a me, chiama. Mi perdona?
Ma certo che vi perdono, ma voi che colpa ne tenete, scusate. Io vi ringrazio. Guardate là, ma che sensibilità. Non vicino a voi. Ma dicetemi una cosa, vostra madre vi ha mai parlato di vostro padre? Di papà? E ve la parlate spesso? Spesso, soprattutto quando mi veniva a trovare senza papà. Mi sarei fatto. Sì, perché tante volte mamma veniva da solo perché papà doveva lavorare. Avete capito? Papà teneva da lavoro. Certo. Ne siete sicuri? Gesù, quella dirigente d'azienda. Vostra madre si chiama Zozzo? Mamma si chiama Erminia. Già, quello è il nome d'arte. Faceva la scelta a casetta. Faceva la maestra Cicciano. Gesù, ma allora Zozzo marito la mamma. A chi è stato tu? Oh mamma mia bella, io ce l'ho guidato pure allora. Giovanotto, però per me trovo lì, andiamo in cielo. Immediatamente. Andiamo. Tanto buono, colonnello. Aspetta, a Roma, vieni a te, a Roma, fermo, tra poco arriva là, portala da voi in valigia, vieni da signore. Ah, bene, perché? Non c'è più motivo di arrendermi. È tutto quello che mi hai detto nella stanza lì? Ah, non le mule, una fa fesso. Quando fatto marenna a Saratiella. Ah, e allora sai che fa? Che fai? Mi danno la data di da stanza. Da Se la leggeva tutta? Ma pagare busso. E te pare? Tanto pure che non esce mi farò. Guarda, Con calma. quando comprava? Senza fretta. Chiamavo una campamilla. Sentite, colonnello, ma mamma Ulisse mi aveva capito qualcosa pure a me. Signora mia bella, volete un consiglio? È meglio non capire. Intanto muovo ci ho trovato Ci devo parlare. Io già cucciò. Dove sta Zozzo? Madonna mia! Ma chi sarà sta Zozzo? Chiamatemi un taxi subito! Va bene signora, Ah, voi, chiamate un taxi, subito. va bene signora. Cosa che faccio? Mamma piglio tassi e me ne vado proprio a casa. È stato buono suonato. Ecco qua. Sì. Non ti preoccupare mamma, faceva che dicere quattro parole che la faccia tosto. Signora passa l'acqua, è pronto il taxi. Tassi? No, scusate signore, il tassino ho fatto chiamare prima io. No, signore, mi state sbagliando. Il tassino l'ho fatto chiamare io. Ma scusate, ma non avete sentito? Il tassì è pronto, signora Passa l'acqua. Appunto. La signora Passa l'acqua sono io. Ah, siete voi la signora Passalà. Ve lo sto dicendo, signora. Io sono la moglie del dottore. Ah, voi sareste la moglie del dottore Passalà. Signora, la moglie. Ho capito. E allora chi sono? Io che lo so, scusate. Perché se voi siete la moglie, vuol dire che io sono l'amante. E avete il coraggio di dirmelo fino a qua. Voi non ho tenuto il coraggio di dire che si dà la moglie. Ditemi una cosa, ma da quanto tempo siete la moglie, siete l'amante di mio marito? E voi da quanto tempo siete la moglie del mio amante? Scusate, ma fino a prova contraria, quale domanda le faccio prima io? Si capisce, è giusto perché voi siete la moglie. Ardire di certe signorine è veramente senza scrupolo. Non solo sapere il nome dell'altra, ma sapere a pigliare pure fino al capo. Io non sapevo che teneva la moglie. E mo che l'avete saputo? Poi lascia buia, torni in Italia. Certo, voi siete ragionevole. No, la verità, l'ha già schifato. E da quando? Quando ha già saputo che ero sposato con buia. Certo, mo buie che potete dicere, giustamente. Io vi capisco, certo. però siete una bella donna, siete giovane, a voi non vi mancherà. Ci stanno dando a uomo, sì. Grazie, sono gli occhi vostri. Ma
vi posso dare un consiglio? Si capisce? Da una donna maritata io l'accetto sempre un consiglio. Proprio in questo albergo ci sta un uomo molto talentuoso, lo potrebbe fare a casa vostra. Grazie, già l'ho incontrato. Finalmente sono un uomo libero. Oh, programma, eccoci qua, che si tutto. Guardate chi ci sta. Su su! Bene. Facetemi un piacere. Lasciatemi 5 minuti solo con marito tuo. O tempo con licenze e ve lo lascio tutto a voi. Beh, certo, la liquidazione. Chi rompe paga. Che stanno dicendo tutti e due? Che stanno sforzando. Allora, che? Ma raccomando, trattami la tua. Faccio un bello regalo. Cosa vuole qua? Sì, ma raccomando. Vuole Cioè, mi salvo una panosa. Grazie assai. Angelina mia, di la fiducia su. Sì, vostra moglie vi può sentire. Mia moglie, sei tu mia moglie, Angelina. No, io sono solo la vostra amante. La moglie vostra è quella che mi esce. Ah, allora sai tu. Angeli, tu mi hai sentito, tu mi hai sentito. Ma non è proprio il caso, voi non mi dovete nessuna spiegazione. Ma voi che colpa ne tenete? La colpa è mia, sono io che sto in difetto. Ma che stai dicendo? Ma certo, sono io che sto in difetto perché io mi sono presentata qua non essendo stata invitata e ho disturbato la vostra quiete familiare. Ah, ma io ho promesso a vostra moglie che vi devo liquidare e mantengo la promessa. Ma che promessa è promessa? Io è vero, sono venuto qui sopra con una femmina. Sì, è vero. Ma è proprio perché sono un marito fedele. Ma voi non mi dovete nessuna spiegazione. Dove spiegazioni? Ah, ma sono vostra moglie, forse. Ma certo che sei mia moglie, No, Angelina. mi state sbagliando, io sono solo la vostra colombrina. Ma che colombrina è colombrina? La colombrina. Scusate, Giovanni, sì, tengo seta assai, sì. Ma che sapevano queste donnine di malaffare? Ehi, Angelina! Già! Signorina, questi signori non pagano così, che sapete? Signora, veramente si possono bere dall'aranciata al whisky. Ecco, brava, portatemi un bel whisky. Whisky, però bella forte. Forte, forte, No, un'aranciata. No, signora, ha scritto whisky. Whisky. No, un'aranciata. Ma se posso sapere che ha già Ma purtroppo? questa è una corca, ha scritto whisky. Ah, ci capite buono allora, il whisky. Whisky, un'aranciata sfiatata, tu ti devi calmare, capito? Ti devi calmare. Ti devi calmare. Sì, io non voglio sapere di più. No. Pure che ci vuole la strumpa. Prega, venite pure. Questa signora qua, proprio 10 minuti fa, mi ha offerto tutte le sue ricchezze se io diventavo la sua amante. E allora vi siete deciso finalmente? Sì, accetto. Che accetta? Io vi impongo, vi proibisco, avete capito? A me? Che a tu, Io vi ricordo che mi faceste con nudo a me. Come? Sì, mi faceste con nudo. Ah sì? Di bene in meglio. Ma perché mi si dice che non è vero forse? Non sono con nudo. Due amanti. Brava. Ma è sempre perché io ti sono fedele, ecco, pensalo per questo. Prendo. Abbiate in stanza vostri tramite questo capito. No, voi non andate, non ci vai da nessuna parte. Ma come? Non mi già vendicato. Vi volete vendicare? Allora vado a Cile, ma io vi proibisco di portare questa signora nella camera vostra. Non lo parla della via dove vai mo. Come pensa proprio? Come non lo penso? Qui, bella figlia, vi aspetto. Grazie, Palino. Angelina! Tu mi assassini, volessimo fare questo campo all'albergo. Wait, Tu hai fatto chi ti ho mestiere? e quale mestiere tu? Il mestiere tu, Agi Pacizzi? Stai esagerando. Ditemi basta, signore, io non so quando ne Poi vedo io. Guarda che serve qualcosa. Ma come si bellina? pure mamma vuol dire. No, ma non ti serve qualche cosa. Io sto qua. Ma che so? Oh,
Vattene prima. Ma voi che c'entrate, scusa? Io c'entro, sono il marito. C'è il marito? Siete marito pure a lei? Ma certo che sono maritato. Ma non l'ha detto, quello è soltanto il mio vecchio. No, perché anche se fosse vero quello che dicevo, dice che tiene due mogliere, è poligono allora. Ma che poligono è poligono? C'è il poligono, tiene due mogliere. Non l'ha detto perché hai visto, era solo un mio vecchio, mamma non mi sa più. Allora tu te ne devi andare. Ma la sa, signor Lanciarici, lo vedi a chi? Chi ora è stato arrestato. Sì, è stato arrestato per un tracciabuto. Che tracciabuto? Sì, voleva violentare una vecchia brutta, la signorina Bianca Colombo, scorpona, era una... c'aveva uno stomaco. Dai, vada a te, mica bugione, vada a te. Dimmi che vada a te. Ti faccio licenziare. Sei non tracciabuto. Sì. Ma sempre perché ti sono un marito fedele, Ma tu che razza romba sei? di razza innocente. Ma perché non sei tu che sei venuto qua con una fede? Sì, Non sei tu che sei stata l'amante della moglie che lei casetta? sì. Non sei tu! Non sei tu! Sono sempre io, vabbè, sono sempre io. Ma allo stesso tempo non sono io sono Angelino, sono stato vittima di una macchinazione. Capito? È tutta colpa di quella maledetta pillola d'ercole. Pillola d'ercole. La pillola d'ercole. Ma che c'ha zecca di sto ercole? Fammi sentire. Come la c'ha zecca d'ercole? Che ti stai inventando? No, Che la ti inventata io? Quello l'ha inventato quel disgraziato di Leonardo da Vinci, o compagno mio, Nicolino Cuccuruto, fa l'inventore, è una pillola malefica, ti entra dentro, ti ubriaca, ti eccita, ti fa perdere la capa, ti fa uscire dentro la pillola che c'è dentro, ti fa uscire, capito? È una... Per tenere il nasco, una cazzo. Tu non sai che si caccia fuori con la pillola di ercole, quella è Ma tu disgraziata. non ti credi che io mi ammocco questa storia che stai qui? Tutte le ammucca per Ma forza, va, per quella è la verità. va. Allora non mi credi? No, è una cioccia di troppo come il giubbino. E no? Fatemene andare. Allora devi Mi devo andare a sistemare perché devo ricevere i miei amanti. Ciao, per lì va tutte allora, Devo andare a preparare perché c'è da strubalino mio. ma quella strubalino tu? Non mi credi, è tutto perché lui disgraziato e Nicolino, tutto quello. No, ma se io tenessi in te mano. Era Fruccio! Cavote è venuto per te! Calmati, non Cacciaranno cazzotto in due crani! Calma! Io non mi calmo! Io sono qui per aiutarti! Io non voglio l'aiuto tuo! Signore, perché è successo qualcosa? E già quello è successo qualcosa. Mia moglie sa tutte cose. Ma amore, ma parli Mi parli tu? Io ti do un quarto d'ora di tempo. E se non ci riesci, il cannello del cosce, te spezzi e ti faccio camminare un po' passeggiato te. Ci parlo io, ma Ci parlo tu? Ti metto tutto a posto. Un quarto d'ora di due, capito? Eccomi qua. Angelina, ti prego. Questo no, guarda qua. Ma ti dici che non mi dovete parlare più, non vi voglio sentire. Allora ti faccio parlare con lui. Nicolino, parla tu. lascia farmi. Parla. Un quarto d'ora. Signora, vostro marito non è responsabile delle sue azioni. Il colpevole sono io. Voi e le pillole di ercole. Se signori avevo fatto una scommessa, signore, ho sbagliato, ho perso, ma vi posso assicurare che il torto è tutto mio, è tutto mio. No, il torto è vostro, se voi pensate che io mi ammocco questa storia che sta Nicolino, 12 minuti. Signore, 12 minuti capace di tempo, facciamo presto. Poi mi dovete credere, avete capito signore? Mi dovete credere. Sentite, ma io come può credere a voi solo 10 minuti fa? Ma avete detto che mio marito era andato in galera perché era aiutato visita un ammalato, e invece era stato arrestato. Va bene signore, ma per... Nicolino, 11 minuti. 11 minuti, il tempo passa, signore, il tempo passa. Avete a me. Non sa che faccio? Ma mi vado a bere il mio whisky. No, qual è? Tu non bevi niente, non puoi bere niente, fa male della faccia. Ma non importa, tu sei sempre mia moglie.
Non me la bevo, non me la bevo! Non sa bere, capito? Non sa È troppo una ciucciaria. Avete ragione, avete ragione. Sono troppo una ciucciaria il pilota terra, sono troppo una ciucciaria il pilota terra. Ecco qua, speriamo che funzioni pure che è femmina. Ecco qua. Ecco che lo impongo, che lo devi bere. Voglio bere e Non la bere. Falla bene! Come faccio a bere? No, falla bene, non ti preoccupare. Ecco qua, mi vede signore, sono su. Mi vede. Squisito! Bravo! Poi lo sai che faccio? Poi ha incontrato quello disgraziato, raga, non la schiattare. Bravo, O scemo la strubba. Stavano in qua. La strubba, Va. È fatta, signore, ecco qua, è fatta. Ecco qua, sediamoci, accomodate, sì, accomodate. Che mi andate a fare? Vi volete convincere? Vi convincerò, Voi credete? lo spero. E che cosa farete per convincermi? Niente. Niente. Ma ragione che la bestia, se ne ragione proprio. Ma lasciato perdere, ma come non può? No, signore, che la meglio che stiamo qua, se succede una cosa. Sì, ecco lì te l'ha presa, te l'ha pigliata. Adesso che la bestia... Amedeo! Amedeo! Vieni qua, Amedeo, fa una cosa, vieni qua subito, Amedeo. Mamma mia, Amedeo, fai una cosa, che si stanno 5 minuti. Vai a chiamare subito il dottore, basta l'acqua e portalo qua. Immediatamente. Non ci voglio proprio vedere che fare, che lei non può nervoso. Va, piglialo pure i miei capelli, portalo qua. È una cosa di presto. Ma pigliato qui la responsabilità. Sì, ma pigliare la responsabilità. Ecco qua. Dove basta l'acqua? Signore, non vi dovete muovere da... Sentite, ma me la già io. No, signore, accomodatevi, non dobbiamo aspettare... Non dobbiamo aspettare a Rafiluccio, accomodatevi. Sentite, ma state esagerando, vero? Signore, guarda a muovere. Sentite, ma non può fare che fa troppo caldo. Ma però Carmen sta facendo effetto pure che è femmina. Senti un cavolo di pazzo. Signore. Aspettate che poi viene Rafiluccio, aspettate, Ma basta che non canate, ma che bello. No, quello è il whisky, signore, il whisky. Oh mamma mia, senti un calore di pazzo. Calma, signore, calma, signore. Ma che dici, volevo curato? No, signore. Mamma mia, mi senti un calore di pazzo? Sì, signore. Ma senti un colluto. Pure a me sta venendo un po' Oh mamma mia, mamma mia. Stanzi. Ma io ho sapito che si trovato un bell'uomo. Signore, guarda, mettere in legno, signore. No, io non avevo visto voi. No, signore. Ma voi siete proprio un bell'uomo. Signore, calmare, aiuto! Aiuto, signore! Mamma mia! Signora mia! Mamma mia! Signore! Si vede che è un imbecille! Non faccio per convincere. Grazie a Dio che ti sono capito? Ma sai che facevi? Non facevo. Mamma mia. Qui ti sei convinta allora della mia innocenza? Da parlare, eri convinta? Ma la persona. Come la persona mi ha detto che l'ha convinta? Io ti odio. Ma mi odio. Io ti odio, ti detesto. Però... Sì, perché mi hai tradito. Però se mi abbracciamo fa tanto piacere. Ma perché? Perché se non fa? Ma fai schifo. Ma faccio schifo. Però che sta con te, ti braccio non mi sento troppo felice. Abbraccio. Mamma mia, ma che con loro? Con loro? Mamma mia, mi sento morire. Ma che cavolo? Ma perché? Sicuramente perché c'hai il prurito
sei tutto di nei cumaroni, non passando a Sì, non tutto capito, ti fai tutto peccato, visto che... non capisci niente giù. E quella è la pillola dentro. E non si può resistere, hai visto? Allora io resisto, io sa che faccio? Ma va che chiudere la camera, mi giuro la rinda e che te chiamo. No, io resisto, Angelina, mannaggia, e che ti sei venuto con quella sei andata a chiudere dentro. E fuggi dal suo palestra! La fuggi, il pentito c'è Sì, signore! e poi esco fuori di teatro. Va bene. Ah, mi scattavo gli imbecilli! A che sono la liquidata qui la poverella? Ah, dottore Cucurullo, le vostre sorelle dove sta? Senti, signore, senti. Ma che state? Ferma! È fatto! Ma che cosa? Mia sorella sta nelle braccia del marito. Vostra sorella deve un marito? Sì, signore, il dottore Passalacqua. Ah, che cosa? Sì, signore, il dottore Passalacqua è il marito di Angelina. Ecco tutto. Ma voi che dicete? Ci è maritato? Sì, signore, sì, è maritato, è maritato. Ma allora mi hanno ripassato tutte e due? No, dice dottore passa l'acqua che inizia ad essere a domiglia, avete capito? Sì, signore, ma voi che volete? Che volete? Voi volevate essere accontentati, lui è accontentato, adesso non siete più disonorati e avete ritrovato pure il do di petto. No, a me che vuole lo di petto, tutto che vorrà? Vorrò anch'io il do di petto! È proprio vero, uno che scende la Sta venendo un dottore, va bene, oh che bene, ma raccomando, buttati tra le sue braccia e non mi fa sfigurare. Sì, papà, sempre lo stesso, ci capite? Sì. Come sarà un momento? Zozzo, tu sei qua! Ambrogio, sei venuto per vedere tua figlia? Zozzo, è venuto a fare festa. Io? Sì. Ma perché? Proprio tu, so tutto. Quella è figlia del capitano dei granatieri. Ma che sai? Tu non sai proprio niente. È figlia del capitano del bersagliere. Quanta pata per una figlia sua? Ma che fai? Non sposi più. Io, Zozzo, mi ha fatto sposare il ministro della guerra. Che brutta cosa quando l'uomo ne so troppo pipì. Come facci? Mamma, è Lucchiania, anzi, potete dirci una bella notizia, ma dai, vieni. Di che scena straziante! E ma chi sti lui quando si spiccia? Mamma, sto facendo ancora danzare! Cucurullo! E che state facendo qua? Sto facendo un esperimento, una cosa scientifica! Scientifica, avete detto? Io sono l'inventore della pillola d'ecco! Non la statina! Ma non la statina, quella è una pillola che fa fare un lavoro pure a gente che non tiene voglia! Caspita, ma che state dicendo? E poi la gente non ci crede, è scettico su questa mia invenzione. Mamma mia, veramente state facendo? Mi interessa, è bello questa invenzione! Ma che la gente veramente è così strana? È settica? Io ci credo. Sì. Io vi credo la stessa e accetto la vostra invenzione. Sì. Sapete? Ma sai chi siete? Vengono a comprare Romeo, con questa pazienza vostra. Sì. Potremmo fare qualcosa di soldi. Io me la cedo, però ad una sola condizione. Lui cosa che facevi? Poi ci pigliamo prima tre e ce ne torniamo. Bravo! Finalmente, signora, vi siete convinti della pillola? E come facevano a convincere? Che ne devono cercare come?
Ma come è tu fatto partito in un partito? Allora non mi già dimenticato. No, signore, non vi dovete dimenticare. Non vi dovete dimenticare. No, è impossibile, non è impossibile proprio. Occhio per occhio, dente per dente. Occhio per occhio, Dente per dente, sì signore, è impossibile. Ma che state dicendo? Sì, che è sta cosa? Che sta? Chi è mo? Cucurulla. Ma riscuotare Siete simpatico voi. Sì, Siete proprio un simpatico. sì, io sono simpatico. Nicolino mio bello! Vabbè! Allora che fa? Che fa? A gente che è impossibile, occhio per occhio e dente per dente, anche non si muove. Voi siete un uomo moderno, ancora occhio per occhio, dente per dente, insomma. Che si priovere, che si priovere. Voglio accettare la mia offerta. Rinunciate. Ebbene sì, a Sdrubbolo dei Piegri di Ruviano, in un paesino piccolino, vicino a Casetto, rinuncia! Cosa che fa? Cosa che devi fare? Io prima te, vai in Svizzera. E corso. E figli maschi. Se andiamo in bacinetta lo metto nome Ercolino. Ma che c'è Ercolino? Che... Cosa serve in questo bicchiere, me? Viva sento un calore, mai visto. Ma no, ma sento un fuoco. Mamma mia, Tutto parte. Si salvi chi può! Sienta a me bellezza mia, chi sto cuore da tu vieni, per alberghi e l'allegria, una venerata va. E chi sto che belle care, da sotto il passatura, quando l'arte di San passeggeri va a chiappare.
La pillola d'Ercole effetto pure in tavola. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi. È la compagnia, l'associazione In Buona Compagnia a regalare a voi in questo momento un grosso applauso con tutto il cuore da parte nostra. Un ringraziamento speciale io lo voglio fare a tutta la compagnia, ma in modo particolare, eccolo qua, ad Antonio Striano della Cordata. Grazie per essere intervenuto insieme a noi e speriamo di continuare in questa collaborazione. Signori, io sono di poche parole, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Buona serata a tutti. La paura ancora qui mentirò, io un gigante sarò, questa faccia mia, duttile, mobile, mutabile sia, padrone di me, esitazione non c'è e ti esplorerò, fin dentro l'anima ti raggiungerò, forse la mia un'eterna pazzia, più occasioni avrò, meno problemi al mio destino darò.